Giovedì 21 maggio il Teatro Accademia di Conegliano si è riempito completamente per il 6° appuntamento della stagione concertistica della città. Un evento unico nel suo genere che ha coinvolto e affascinato i presenti, firmato dal maestro Roberto Fantinel. L'Orchestra Sinfonica della Filarmonia Veneta, sotto la sua direzione, ha proposto un format innovativo e multidisciplinare che ha riscosso grande successo. Spero di avere in qualche maniera di essere riuscito a far passare il messaggio che volevo, che la musica è un linguaggio che non ha bisogno di parole, però ha bisogno di essere ricodificata, e purtroppo perché possa essere ricodificata in questo momento ha bisogno delle parole. Dopo il mio auspicio è quello che non abbia più bisogno delle parole, però adesso nei nostri tempi, con le tecnologie, con i cellulari, con tutto quello che ci impone tempi di concentrazione sempre più stretti, la musica come questa adesso purtroppo ha bisogno ancora della parola. Al centro della serata la nona sinfonia di Antonín Dvořák, eseguita con maestria dai musicisti. A impreziosire l'esecuzione le parti narrate e recitate dall'attore Jacopo Masciatelli, che ha aggiunto una dimensione emotiva e letteraria al concerto. Il tutto è stato accompagnato da suggestive immagini visive curate dal regista Stefano Scandaletti, che ha saputo creare un'atmosfera immersiva e coinvolgente, lasciando gli spettatori estasiati. Lo spettacolo rientra nella stagione concertistica promossa dal Comune di Conegliano e realizzata in collaborazione col Ministero dell'Istruzione e del Merito attraverso il Comitato Nazionale per l'Apprendimento Pratico della Musica. Questo progetto mira a favorire una fruizione culturale inclusiva e adatta alle sensibilità contemporanee, valorizzando l'aspetto educativo e sociale della musica. Quanta fatica abbiamo fatto a far muovere le persone per venire a teatro, per venire a sentire la musica soprattutto. Non c'era questa consuetudine e questa, guarda, veramente lo dicevo un attimo fa, è una delle più grandi soddisfazioni che la nostra amministrazione ha, e io, se posso dire, un pochino in più, perché mi sono dato il cuore per la musica. Tra gli oltre 650 spettatori era presente anche la professoressa Annalisa Spadolini, presidente del comitato, che ha espresso parole di apprezzamento a fine concerto. È stata un'esperienza magica all'interno di una lettura, di una sinfonia, di un grandissimo musicista, vissuta intimamente da questo giovane direttore che poi prende la bacchetta alla fine dello spettacolo, perché sono occasioni di grande crescita per i ragazzi, l'impegno, la dedizione, la costanza con cui i ragazzi si impegnano quando suonano uno strumento sono impagabili e sono veramente fonte di grande crescita per loro. Quindi noi dobbiamo fare, la nostra società deve aiutare affinché questi ragazzi possano sempre di più suonare insieme agli altri, non da soli soltanto, per condividere tanta bellezza.